Lei ha spiegato in aula l'intervento della Regione Lombardia in merito a questo settore molto importante, i dati li ha spiegati in aula, però ribadiamo quali sono gli strumenti allora che mette in campo la Regione e soprattutto quali sono i finanziamenti. Sì, ho spiegato che ognuno in questo periodo, probabilmente sempre, ma deve concentrarsi sulle azioni che stanno in capo alla sua competenza, che riesce a portare avanti, naturalmente poi cercare su altre azioni partnership con tutti i portatori di interesse. Regione Lombardia cosa fa? Gestisce il piano di sviluppo rurale, attualmente quello 2007-2013, una dotazione complessiva sul PSR di circa 1 miliardo e 50 milioni su 7 anni, complessivi sono 4 miliardi e mezzo circa, perché poi ci sono anche i versamenti che riguardano il cosiddetto primo pilastro. Noi abbiamo cercato di ottimizzare queste risorse con più azioni. La prima accelerando anche quelli che sono i tempi per i bandi, anticipando sul primo pilastro il pagamento dell'acconto PAC. In Lombardia viene pagato 6 mesi prima rispetto alle altre regioni italiane, e che vuol dire che il sistema agricolo lombardo ha un anticipo di circa 200 milioni, che non fa male come dotazione finanziaria fresca, prima rispetto a quello che sarebbe la scadenza naturale. Quest'anno verrà versato questo conto a circa 32.000 aziende prima della fine del mese di luglio. E poi abbiamo fatto azioni per quanto riguarda l'accesso migliorato, diciamo così, al credito, con un finanziamento che permetteva di abbassare i tassi pagati dalle aziende, perché una delle osservazioni che mi viene fatta a me e ai funzionari in questo periodo, assieme ad altre di natura più specifica, riguarda proprio la difficoltà di riuscire, anche quando si vuole migliorare la propria azienda, avere finanziamenti, ma neanche agevolati, finanziamenti in quanto tali. E poi in prospettiva invece stiamo lavorando assieme alle altre regioni, quindi sul tavolo di coordinamento con gli altri assessori regionali, su quelle che sono le osservazioni alla prossima politica agricola comunitaria 2014-2020. Abbiamo già condiviso dalla prima anticipazione della PAC, quella ancora dell'autunno del 2010, una serie di osservazioni che abbiamo inoltrato anche ai diretti interessati a livello europeo, a livello ministeriale prima, naturalmente. Condivideremo, questo è importante, anche la presenza oggi del professor De Castro, che è riconfermato presidente della Comagri in Europa, perché sappiamo benissimo che al di là delle nostre volontà regionali e anche ministeriali, alla fine le decisioni apicali saranno quelle che faranno la differenza. Però quello che dico sempre in quasi tutte le occasioni, che almeno per quanto mi riguarda, per quanto riguarda la Regione Lombardia, noi vogliamo avere la coscienza a posto che tutto quello che era in capo alle nostre possibilità l'abbiamo fatto. Le chiedo, rispetto a quello che è venuto fuori in questa prima fase del forum, ci sono degli spunti dai quali partire? Sono degli spunti positivi. Il primo spunto largamente positivo è il fatto che ci sia una struttura, un organismo che lega i dati, perché molte volte nei confronti anche a livello europeo e non solo vedo che ci sono difficoltà. Io ho anche una delega di un altro settore, ma non voglio introdurre l'altro argomento, stavo pensando alla caccia, dove alle volte alcune nostre leggi non vengono approvate, addirittura ci sono ricorsi, perché non dimostriamo scientificamente con dei dati quelli che sono le dinamiche, quelli che sono i numeri. Qui c'è un lettore costante sia sul tempo sia a livello scientifico su qual è il complesso del mondo del latte a livello regionale, a livello nazionale e a livello soprattutto internazionale, quindi le dinamiche vengono lette. Tutto questo è largamente positivo e darà la possibilità anche di fare azioni mirate da parte delle regioni e degli stati nazionali.